La Nuorese supera col risultato di 3-2 un Capalbio Tonara, ma lascia aperto il discorso sul passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Verdi Azzurri questo pomeriggio, informazione ampiamente rimaneggiata, hanno cercato fin dal primo minuto di mettere al sicuro il risultato. Al primo affondo Falchi porta in vantaggio la Nuorese. È il quinto minuto, l'attaccante parte in contropiede, supera la resistenza di Mameli e infila Sanna in uscita. La Nuorese mantiene l'iniziativa, al 12° ci prova con Cocco dalla distanza, ma la palla finisce a lato. Verdi Azzurri controllano la situazione ripartendo velocemente. Al 14° una combinazione Cocco-Piredda viene conclusa dal numero 7 Verdi Azzurro con un tiro dal limite controllato in due tempi dall'estremo rossonero. Al 18° scambio Falchi-Piumeto con tiro di quest'ultimo deviato in corner da un difensore. Il Tonara risponde sugli sviluppi di una punizione, Piras salta De Dola e tenta di calciare ma viene anticipato da Corsu in uscita bassa. Il Tonara si rende pericoloso con Pili che lanciato da Piras in aria viene anticipato da Corsu in uscita disperata, è il 26°. Al 31° doppia occasione della Nuorese, Piumeto solo davanti al portiere non riesce a concludere, la palla arriva a Sanna che dal limite tenta un tiro a effetto che però finisce alto. Gli ospiti agiscono soprattutto in contropiede, al 34° sugli sviluppi di un corner, Mameli manda alto di testa ad ottima posizione. Nel finale di tempo la Nuorese segna il 2-0 con Falchi che da due passi mette in rete un bel cross di Piumetto. In avvio di ripresa il tecnico Gianni Coccone sostituisce l'ultimo Falchi con Muzzoni. Al primo è Cocco ad impensierire Sanna con un tiro dalla distanza che finisce alto. La Nuorese non si ferma, al quinto Muzzoni sfiora il 3-0 con un diagonale velenoso. Il Tonara inaspettatamente accorcia le distanze al 6° minuto con Currieli che sorprende la difesa verde-azzurra e infila a Cusu. La replica della Nuorese arriva al 10° con Cocco che dalla distanza costringe Sanna alla parata in due tempi. Il 3-1 arriva al 21°, azione insistita di Di Angelo sulla destra, l'attaccante trova l'appoggio di Muzzoni e con un tiro forte rasoterra infila l'incolpevole Sanna. Al 28° il Tonara sfiora il 3-2 con Talloru che si beve in mezza difesa e colpisce la traversa. Gli ospiti segnano il 3-2 al 34° con Marco Sau che raccoglie la corta respinta di Cosu su un tiro velenoso di Pili. Il ritorno in programma il 12 dicembre.